Questa mattina leggeremo nel profeta Geremia il capitolo 29. È un brano ben conosciuto. Geremia 29, leggeremo dal verso 1 al verso 14, ma il nostro testo è il verso più famoso di questo capitolo, il verso 11. Geremia 29. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani esiliati, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia, dopo che il re Jeconia, la regina, gli eunuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, i falegnami e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu portata per mano di Elasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chilchia, che Sedechia, re di Giuda, mandava a Babilonia da Nabucodonosor, re di Babilonia. Essa diceva: Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni, da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Signore, parla al nostro cuore dei tuoi pensieri, dei tuoi disegni, perché possiamo essere profondamente consolati dal tuo piano e non dai nostri pensieri. Aiutami, Signore, a predicare la tua parola. Riempimi di Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Dio manda attraverso Geremia una lettera non ai giudei rimasti in Palestina, ma a quelli che erano già a Babilonia. E facevano i loro progetti dicendo: chissà, qualcuno un po' come i Tessalonicesi, Dio assolutamente non vuole che accadrà così e accadrà in quest'altro modo, quindi sarà un breve tempo, Dio ci libererà, Dio cambierà il suo programma, quindi rimaniamo un po' in allerta, pronti a ripartire, un po' con l'attitudine dell'Esodo. Non mettiamo radici qui perché
Non è volontà assoluta del Signore che noi rimaniamo a Babilonia. E Dio manda una lettera e dice: non date retta a quelli che vi dicono così, perché sono io che vi ho mandati a Babilonia. E qualcuno quando legge questo capitolo dice: ma il Signore allora punisce. Noi sappiamo che la parola del Signore va letta e conosciuta tutta, perché arrivarono a Babilonia e Dio permise questo perché dopo ripetuti e ripetuti avvisi, secoli di messaggi di profeti, il popolo non si ravvide mai e quindi pagò le conseguenze della sua ribellione. Ma in questa lettera chiara in cui il Signore dice 70 anni devono passare, io ve lo dico, quindi non vivete in modo castigato, cercate di prosperare, di fare la vostra vita, perché il vostro bene procederà dal modo in cui vivete, perché 70 anni devono passare, io non cambio, la mia parola non cambia. Poi improvvisamente il Signore apre il suo cuore in questa lettera e cade dall'alto questo verso 11 e dice: questo è il mio piano per voi, io vi ho condotti lì. Poi dice: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Dio dice: quello che vi può sembrare non vi deve sconvolgere, perché io so quello che ho pensato per voi. E Dio, per esprimere questo concetto, scende al nostro livello, usa dei termini umani. Dio non medita come pensiamo noi. Dio è nell'eternità, il nostro meditare richiede tempo. A volte quando ci sono delle situazioni un po' complicate, noi ci fermiamo e diciamo: fammici pensare, devo perderci un po' di tempo, pensare a questo, ci devo meditare su, perché abbiamo bisogno di valutare tutto, è qualcosa di umano. Dio invece ha tutto davanti a sé. Dio è onnisciente, Dio è perfetto nelle sue valutazioni. Dio non ha bisogno di tempo, Dio non è nel tempo, Dio è nell'eternità. Quindi questo esprimersi del Signore un po' ci manda in crisi, perché Dio sta usando una terminologia umana per avvicinarci a noi e dirci che la nostra vita gli sta profondamente a cuore. Gli siamo cari. La nostra vita è sempre sotto il suo vigile sguardo e Lui ha dei pensieri che non sono dei pensieri improvvisati. Io so i pensieri che medito per voi. Io medito qualcosa per voi. Io ho fatto, ovviamente mi sto esprimendo umanamente, applicandola a Dio. Io ho fatto delle riflessioni riguardo a voi. Io mi sono fermato, ho pensato alla vostra condizione e ho pensato a quello che posso fare io per voi, a quello che voglio fare per voi. Io ho meditato sui vostri errori, sulle vostre debolezze, sulle vostre cadute, sulle vostre infedeltà, ma sul mio amore per voi. Io ho meditato qualcosa per voi. Non siete stati per me un caso estemporaneo, un pensiero fugace, un inconveniente improvviso che qualcuno mi ha presentato e Dio, tra le tante cose c'è anche la situazione di Corrado, la situazione di un altro tuo figliuolo, vedi se puoi fare qualcosa velocemente tra le altre cose. Non siete stati per me qualcosa di sfuggente, qualcosa da sbrigare velocemente. Io ho meditato dei pensieri per voi. Io ho messo il mio cuore riflettendo sulla vostra vita. Io ho impiegato la mia scienza, la mia intelligenza per voi. Io so i pensieri che medito tuttora per voi. Alleluia. Dio ha preparato qualcosa per ogni suo figlio. L'ha preparato. Dice Paolo agli Efesini, le opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le mettiamo in pratica. Addirittura un altro
Un'altra traduzione dice affinché camminiamo in esse. Qualcuno pensa Dio ci dà delle cose da fare. No, Dio ci inserisce nel suo piano e noi dobbiamo camminare in qualcosa che Lui ha precedentemente preparato per noi, che Dio ha meditato qualcosa per noi. Che consolazione è il pensiero per noi che Dio non si è imbattuto in noi un giorno e ha dovuto improvvisare un programma per portarci avanti. Poi quando abbiamo degli ospiti improvvisi e proviamo a mettere insieme quello che abbiamo, e di solito le famiglie meridionali vedono il miracolo divino in questo, che quando arriva qualcuno all'improvviso dicono non ho niente, ti porto un po' d'acqua, e poi l'acqua si trasforma in dolci, lasagne, varie pietanze, solo per fare uno spuntino. Ma Dio non fa così con noi, improvvisando, sperando in un miracolo. Dio ha meditato un piano per la nostra vita. E quando pensiamo a un Dio che medita per noi, e noi sconfiniamo nell'eternità, e improvvisamente pensiamo che prima ancora che noi nascessimo, Dio stava già pensando, aveva dei pensieri per noi. Come faccio a dirlo? È il piano di salvezza, il pensiero più bello di Dio per noi. È stato meditato per noi, quando ancora noi non eravamo nati, nell'eternità. La benedetta Trinità ha valutato che bisognava fare qualcosa riguardo a un uomo amato, fatto a immagine di Dio, ma che sarebbe caduto. Quando i teologi ci hanno suggerito questo spunto nella creazione, Dio crea il firmamento che si eleva dalla terra, non dice che era buono. E i teologi spiegano come se Dio, antevedendo quel suo figliuolo che sarebbe stato innalzato tra la terra e il cielo, stava già antevedendo, creando quella situazione, che quella situazione stava creando il terreno su cui il suo figliuolo sarebbe morto per noi. Se è così, già nella creazione, noi abbiamo gli spunti per sapere che Dio aveva meditato il piano di salvezza per noi. Dio ha precedentemente preparato delle opere per noi. A Geremia dice, quando tu eri nel grembo di tua madre, io avevo già un piano per te. Io so i pensieri che medito per voi. Questa è la lettera che Dio manda ai deportati dicendo, guardate che anche se vi sembra che tutto sfugga di mano, io ho dei pensieri per voi. Ora questa parola pensiero nell'originale è piano, scopo, addirittura può essere tradotta congegno, cioè qualcosa che è costruito per portare avanti un obiettivo. Io so i piani che medito per voi. Ancora di più di pensiero, sono dei disegni, sono dei progetti fatti a tavolino, disegnati perfettamente da un abile costruttore. Io ho un programma, io ho un progetto, è qualcosa di elaborato. E la parola del Signore ci dice che i pensieri di Dio, lo dice il Salmo, sono profondi. Dio ha dei pensieri meditati profondi per noi, non superficiali. Sono profondi, sono complessi, hanno varie fasi, hanno molti aspetti che tante volte ci sfuggono, ma che non sfuggono al Signore. Dio ha dei pensieri profondi per noi, i pensieri di Dio sono profondi per noi. Quanto sono profondi i tuoi pensieri, o Signore, dice il Salmo. Sono programmi complessi. Fatemi esprimere in modo moderno, come si esprimono nel mondo del lavoro. Sono progetti
elaborati quelli che è il Signore per noi. Lo voglio dire ai giovani, specie a quelli che non si arrendono nelle mani del Signore. Dio ha dei pensieri, ha dei disegni per noi, meditati, che sono di più di aderire, accettare, piegarsi alla volontà di qualcuno, cambiare il modo e lo stile di vita. Dio ha dei pensieri profondi. A volte noi ci fermiamo alla prima facciata, che è la copertina di un meraviglioso romanzo che il benedetto autore ha già in mente per la nostra vita. Dio ha dei pensieri profondi e se noi ci arrendiamo a Lui, noi vedremo il suo piano, il suo pensiero svilupparsi e andare avanti, come dice il cantico, di valore in valore, increscendo, di battaglia in battaglia, certo, ma c'è sempre qualcosa in più e qualcosa in più, in modo che noi immaginiamo di costruire una piccola casetta, dicendo sono modesto ma contento di poco, ma tassello dopo tassello, asse dopo asse, facendo la volontà del Signore. Noi scopriamo che il piano di Dio è ben più complesso e mentre andiamo avanti vediamo che non è una capanna, ma stiamo costruendo una reggia, stiamo costruendo qualcosa di straordinario, qualcosa che abbaglia gli occhi, è il piano di Dio per noi. È un piano meraviglioso. Io so i pensieri che medito per voi, sono profondi, sono più alti dei nostri, ci dice Isaia. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Quindi la questione non è tanto se comprendiamo, ma se accettiamo il piano di Dio. Questo stava dicendo il Signore al suo popolo, che era lì probabilmente a Babilonia e non comprendeva. E pensava che la volontà del Signore fosse diversa. E invece il Signore dice: i miei pensieri sono sempre più alti dei vostri pensieri, cioè smettete di comprenderli, non potete, sono più alti, ma se vi affidate a me, io sono capace di portarvi più in alto e piano piano vedrete che cosa ho meditato per voi. E Dio fa così. Io mi ricordo l'amore profondo che avevo per la chiesa di Domodossola e il perfetto equilibrio che sentivo nel mio cuore nel continuare a servire lì. Quella zona l'ho sempre vista come una terra di missione, non era la città di Domodossola, ma era la Val d'Ossola che era sconfinata e mi emozionava il pensiero di poter arrivare in questi paesini, l'abbiamo fatto più volte e stavo bene, benedetto. E più volte al pensiero, ma valuteresti serenamente e con grande pace al cuore, dicevo no, se devo fare qualcosa oltre il ministero locale mi dispongo, l'ho fatto, lo faccio tuttora, ma riguardo al ministero locale ero lì, felice, facevamo la tenda senza problemi, non dovevamo pagare le marche da bollo per le evangelizzazioni, entravamo dappertutto, abbiamo fatto di tutto e c'era la prospettiva di campi ampi dove andare. E il Signore piano piano ha iniziato a incrinare queste certezze nel mio cuore e non l'ha fatto dicendo Arona, anzi Arona col fratello Michele tante volte, prima ancora che lui sentisse la chiamata, si parlava e diceva ma tu non valuti, no lascia stare, Arona no, non è per me, non mi sento chiamato. E il Signore ha iniziato piano piano a incrinare con altre vie, con altre scelte, con altre crisi. E improvvisamente nelle crisi ho iniziato a pensare, ma forse Signore vuoi dire che non devo decidere io quanto devo stare in un posto e quanto devo stare in un altro posto? Ho iniziato a fare quei pensieri senza mettere in discussione il ministero locale dove stavo lì. E adesso sono qui.
nella volontà del Signore. A Dio sa come portarci verso pensieri che sono più alti, sono diversi dai nostri, hanno logiche diverse, ma sono meditati da Lui e sono migliori dei nostri. Questo stava dicendo il Signore ai deportati. Non pensate che voi comprenderete le mie vie. A volte sono opposte alle vostre, vi sembrano negative rispetto alle vostre, vi sembrano in opposizione alle vostre, ma sono i miei pensieri, non li potete comprendere. Dovete fidarvi di me, dovete accettare la mia volontà, perché dice la Scrittura che i pensieri del Signore vanno sempre ad effetto, si effettuano sempre. Ora la grande pace che ci dà questo verso è questa. È questo quello che Dio vuole dire ai Suoi figliuoli deportati in grandi crisi. Io so i pensieri che medito per voi. Figli miei, sono pensieri di pace e non di male. I pensieri che medito per voi sono pensieri di pace e non di male. Che pace scende nel mio cuore se mi fermo adesso io a meditare su queste parole. Signore, lo sta scrivendo Geremia, se non ricordo male domenica scorsa, abbiamo letto un passo in cui Geremia si scontra col Signore. Tu mi hai fatto forza, mi hai buttato nella mischia, hai fatto violenza su di me. Mi hai persuaso, io mi sono lasciato convincere da te, Signore, ma tu mi hai buttato in una mischia terribile, ora mi trovo nei guai, Signore. E qui Geremia stesso porta una parola ai deportati e dice, seppur non li comprendete, seppur pensate che il mio piano è che vi liberi subito e non è così, seppur dovete stare lì, e ve lo dico serenamente, che vi dovete mettere il cuore in pace, dovete continuare a stare in questa prova, vi dico però che i miei pensieri per voi sono pensieri di pace. Ci crederete? Pensieri di pace. Quello che io ho meditato sin dall'eternità per voi è per la vostra pace, non per il vostro male, non per mandarvi in crisi sempre, non per farvi soffrire, non per farvi sentire una mancanza. Sono pensieri di pace quelli che ho meditato per voi. Pensieri che provvedono letteralmente una prosperità. Non deve rimanere alcun dubbio nel nostro cuore, fratelli. Dio ha pensieri di pace per noi. Qui sta la nostra fede. Seppur non comprendiamo, seppur ci sembrano altro, Dio ha pensieri di pace per noi. Dio ha pensieri buoni per noi. Quello che Lui ha previsto, ha preparato per noi, indipendentemente dalle impressioni che abbiamo dall'esterno, non è per il nostro male. Ci deve rassicurare. Le tante domande, Signore, perché? Arrivano a un vicolo cieco, ma la risposta della fede, quella serena che dice, Signore, io credo che Tu hai pensieri di pace, quella è la via che ci dà serenità al cuore. Pensieri di pace. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, io conservo la pace, dice il Signore, la pace, perché confida in me. Io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non do come il mondo dà. E se anche ti spingo, come dice Mosè descrivendo l'opera del Signore, che spinge il suo popolo come un aquilotto giù dal nido per farlo volare, ma poi sostenerlo nelle sue ali, anche se ti spingo nella prova, anche se ti porto a riflettere sul tuo operato, anche se stai vivendo una situazione che non vorresti vivere, ricordati che io ho meditato pensieri di pace
il programma previsto per te, se anche non è comprensibile o se è difficoltoso da portare avanti, è un programma di pace per il tuo cuore, che prevede il bene per te e non il male. Lo specifica il Signore, pensieri di pace e non di male, pensieri di pace e non di male, e non di male, lo ricorda il Signore. Forse perché sa cosa c'è nella nostra mente. Signore, se le cose fossero andate in un altro modo, la mia vita sarebbe in pace, ma io adesso vedo il male intorno a me, il dolore, la sofferenza intorno a me, e Dio lo specifica, non di male. Alleluia. Ci vuole fede però, ci dobbiamo fidare del Signore, dobbiamo credere in Lui. Se riponiamo fede in questa verità, la pace di Dio riempirà il nostro cuore e noi non cadremo nello scoraggiamento. E poi il Signore dice, per darvi un avvenire e una speranza. Un rabbino addirittura legge così, per darvi un futuro sperato, legando le due cose. E la parola avvenire, futuro, in modo moderno noi la potremmo tradurre per darvi un lieto fine. Ci piacciono i lieti fini. Magari nei film siamo di quelli che vogliono vedere qualche nota amara, ma nella nostra vita vogliamo sempre il lieto fine. Vogliamo sempre che le cose vadano bene. Beh, il Signore ce lo sta dicendo. I pensieri, i programmi, i disegni che ho meditato per voi sono pensieri di pace e hanno lo scopo di darvi un lieto fine. Alleluia! Un lieto fine, attenzione però. I pensieri del Signore, i programmi del Signore non ci devono dare i contentini strada facendo. E questi noi li vogliamo. Noi vogliamo che ogni tappa della nostra vita vada sempre bene, sia sempre in approvazione, sia sempre con gratificazioni, sia sempre con grande successo. Dio non dice così. Tanto è vero che sta proprio dicendo in questa lettera, vi dovete mettere il cuore in pace, dovete stare 70 anni lì. Non vi piace la cultura pagana, non vi piace di essere deportati, non vi piace di essere schiavi, starete lì 70 anni. Ma ricordatevi che il progetto non vede una fine a Babilonia, vede un lieto fine di ritorno nella terra che il Signore vi ha donato. Quindi può darsi anche che le tappe siano di combattimenti, di difficoltà, ma Dio ci vuole dare un avvenire e una speranza, un futuro, una prospettiva, qualcosa che possiamo sperare con gioia, qualcosa che nel prosieguo della nostra vita ci porterà alla fine. Addirittura il concetto di futuro, di avvenire, ha a che fare con la prosperità, cioè non vi lascerò poveri spiritualmente, non vi lascerò mendicanti, non vi lascerò schiavi. Io mi ricordo, io so che siete figli miei. Tornerete. La fine sarà gloriosa. Io vi do un avvenire e una speranza. Chi si ricorda che seppur il cammino è tortuoso, la fine è gloriosa, ringrazia Dio e lo loda. Non si scoraggia, non viene meno, perché sa che ogni difficoltà è una tappa per qualcosa di migliore. Gesù, per la gioia che gli era proposta davanti, dice lo scrittore agli Ebrei, sopportò la croce. Cosa facciamo noi quando solleviamo la nostra croce? No, è un peso troppo grande. Sicuramente non è la volontà del Signore, perché se fosse la volontà del Signore, il Signore mi metterebbe gli impedimenti. Il Signore aprirebbe le porte. Ma non è sempre così. Raccontiamolo al popolo deportato a Babilonia. Ma Dio arriva propizio e dice, tu devi vivere in una prospettiva superiore. Il mio disegno per te è per un avvenire, è per la fine, non per la tappa, è per la fine. Ma per arrivare lì, forse devi anche passare da Babilonia. Ma ci sarà un lieto fine.
Se tu ti fidi di me, dice il Signore. Che bello. Chissà se c'è qualcuno a Babilonia questa mattina e sta dicendo: il Signore mi deve liberare. Non è la volontà del Signore. Ho sentito il fratello, ho sentito la sorella, ho sentito il profeta che mi stanno dicendo: certo il Signore ti libererà. Arriva la lettera di Dio e dice: amico, sei qui perché ti ho chiamato una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 1000 volte. Non hai voluto ascoltare, ti ho supplicato, ti ho mandato i miei figliuoli quando era il tempo, ti ho detto fai la mia volontà, non l'hai fatta e io te l'avevo annunciato. C'è un prezzo da pagare per la ribellione, ma non te lo faccio pagare io, lo scegli tu. Quindi sappi che adesso è il tempo della prova, è il tempo di Babilonia. Ma io non ti ho dimenticato, dice il Signore. Il mio disegno per te era meditato da tempo e si effettua sempre. Ora stai in pace, ti arriva la mia lettera e ti dice: io so i pensieri che medito per te, pensieri di pace e non di male, per darti il lieto fine, per darti la speranza. E tu ti sentirai forte e dirai: Signore, voglio fidarmi di te, non mi scoraggio. Vado avanti perché vedrò la tua gloria. Infatti il popolo di Israele rientrò in Israele, in Palestina, perché Dio fu fedele. Lo leggiamo nei libri dell'Antico Testamento. E se è così, noi non possiamo dire davanti al Signore in modo disfattista: tutto è finito. No, è il Signore che dice quando siamo arrivati alla fine. E quando è la fine prevista dal Signore, noi saremo nella gloria. Noi incontreremo il Signore, lo vedremo faccia a faccia, gli occhi nostri lo vedranno come Egli è. Il cuore al pensiero, dice Giobbe, mi si strugge. Alleluia. Pensieri che ci danno un avvenire e una speranza. Se c'è qualcuno scoraggiato questa mattina, se c'è qualcuno che è colpito fortemente dalla prova, si ricordi che il piano di Dio prevede a volte la prova, ma la prova è una tappa, non è la fine. I pensieri di Dio sono per darci un avvenire e una speranza. Ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore.